Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Chiedono giustizia per Sacco, il migrante ucciso nella notte tra sabato e domenica a San Calogero. Vogliono incontrare Luigi Di Maio, venga qui da noi a vedere come viviamo. Inquirenti vicini alla soluzione del caso, il caffè Bilotti non sarebbe esploso a causa di un ordigno. Il procuratore spagnolo ai nostri microfoni, in corso ulteriori accertamenti. Sgominato una rete di spaccio a Nicotera, 3 le persone arrestate, l'operazione dei carabinieri della compagnia di Tropea. Il Cosenza batte la San Benedettese grazie alle reti di Mungo e Baclei, rossoblu in semifinale. Mercoledì affronteranno il Sud Tirol. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, verità e giustizia per Sacco è quanto chiedono i migranti di San Ferdinando all'indomani dell'omicidio del giovane attivista dei diritti nella Tendopoli. Oggi l'incontro con le istituzioni municipali, chiesto un incontro con il Ministro per il Lavoro. Vediamo. Tensione questa mattina nella Tendopoli di San Ferdinando, presidiata dalle forze dell'ordine. Le condizioni inumane dei migranti, le precarie condizioni igieniche, le immagini non riescono appieno a restituire il dramma che queste persone vivono. L'omicidio di Sacco, attivista nella difesa dei diritti dei migranti, ha scosso fortemente le coscienze. Una trentina di maliani connazionali del giovane hanno raggiunto il municipio. La foto di Sacco campeggia nel corteo, chiedono giustizia. Nell'incontro con le istituzioni avanzate 3 distinte richieste. La prima, che rimandiamo al mittente la versione del furto, la versione della sparatoria. Soumaila è stato assassinato per noi. Quindi chi ha tentato nelle ultime ore a manipolare l'informazione non fa un bene al senso della giustizia da noi richiesto. La seconda riguarda la richiesta della compagna. La compagna di Soumaila, Sacco, ha una figlia di 5 anni, vogliono vedere la salma. La terza richiesta che abbiamo avanzato è che il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si deve rendere in questo territorio per un confronto con noi, e questa richiesta ha un senso fondamentale per noi. Laddove si trova la Tendopoli è una zona speciale e se qualcuno ha in mente un progetto per quel pezzo di territorio deve sentire la richiesta dei braccianti, dei lavoratori, che non può essere il trasferimento in un'altra Tendopoli. Annunciata nei prossimi giorni una manifestazione per non dimenticare quanto accaduto e rivendicare maggiori tutele sul lavoro. E Sacco, il migrante ucciso nella notte tra sabato e domenica a San Calogero, era un attivista dei diritti dei migranti, ma ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Anna Franchino. Stavamo raccogliendo delle lamiere quando si è fermata una Fiat Panda bianca, vecchio modello. È sceso un uomo con un fucile che ci ha sparato contro 4 volte. È quello che ha raccontato Drain Mao ieri, uno dei giovani maliani di 39 anni rimasto ferito ad una gamba, ai carabinieri della compagnia di Tropea, che indagano su quanto accaduto in località ex Fornace di San Calogero nel Vibonese, dove il Sacco Soumali ha perso la vita. Aveva solo 29 anni il giovane extracomunitario, colpito alla testa. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare, espirato poco dopo negli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Gli inquirenti escludono la matrice xenofoba. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze, la pista privilegiata dalle indagini coordinate dalla Procura di Vibo Valentia è quella di una vendetta maturata per il furto di alluminio nell'area della vecchia fonderia. Forse qualcuno è irritato per lo sconfinamento o per le continue sottrazioni di materiali rinvenuti nella baraccopoli di San Ferdinando. I 3 maliani erano giunti in quest'area che vedete nelle immagini, forse su una bici da utilizzare per trasportare quanto raccattato.
Intanto però le indagini proseguono senza sosta per risalire all'autore dell'omicidio e del ferimento degli altri 2 connazionali. Stanno battendo palmo a palmo la zona i militari per trovare la Fiat Panda che, secondo il racconto dei testimoni, è stata utilizzata dall'omicida, che sarebbe un uomo di carnagione chiara che, secondo quanto trapela, avrebbe le ore contate. Indizi e ricostruzioni che porteranno alla soluzione del giallo. Chi e perché ha agito? I 2 sopravvissuti avrebbero dato l'allarme non nell'immediatezza perché sprovvisti di cellulare. Sono tornati a piedi a Rosarno e poi si sarebbero recati di persona alla caserma dei Carabinieri. Oggi il Consiglio regionale ha conferito un encomio a tutto l'equipaggio della motovedetta 265 della Guardia Costiera in forza alla Capitaneria di Porto di Vibo, un riconoscimento agli eroi del mare che hanno salvato 400 migranti. In 2 mesi di attività sono riusciti a salvare 400 migranti. Ecco gli uomini e le donne della motovedetta 265 della Guardia Costiera in forza alla Capitaneria di Vibo. Oggi nella sala Levato del Consiglio regionale la cerimonia di conferimento dell'encomio all'intero equipaggio sono stati un esempio per tutta la Calabria. Queste le parole del consigliere regionale Ennio Morrone, che ha spiegato i motivi che l'hanno portato a proporre il riconoscimento a questi eroi del mare, una proposta che è stata approvata all'unanimità da tutti i gruppi consiliari. L'equipaggio calabrese è frutto di un'esperienza maturata sul territorio e che lavora per il miglioramento di quelle che sono le sorti e di quelli che sono i servizi che dobbiamo rendere alla collettività calabrese prima di tutto e poi comunque in ogni posto per l'utenza o per chi ne ha bisogno. La motovedetta dall'inizio di marzo al 30 aprile scorso ha partecipato al dispositivo di pattugliamento delle frontiere nel Mar Egeo e in particolare nel tratto di mare compreso tra la Grecia e la Turchia. Eravamo in trasferimento dopo aver preso 400 persone dall'estremo lembo del mare Mediterraneo per rientrare su Lampedusa, 10 ore di navigazione, queste persone fuori in coperta e i miei uomini lì a rifocillarli in maniera che per me rimane un episodio indelebile che mi porterò forse fino all'ultimo dei miei giorni, lì dove questi meravigliosi uomini rimboccavano queste coperte termiche a questi poveri sventurati. La cerimonia di oggi, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, vuole sottolineare l'impegno delle forze dell'ordine nel nostro territorio ma anche all'estero. Hanno dimostrato che con coraggio e con spirito umanitario si riesce a cogliere in pieno un punto centrale che per noi è rimasto sempre tale, che è quello dell'accoglienza. La nostra regione non vuole respingere, la nostra regione vuole accogliere chi è in cerca di bisogno. Noi i migranti non intendiamo creare un meccanismo di toglierli via, quindi il ruolo svolto dalla Capitaneria di Porto è stato uno straordinario lavoro di accoglienza, di soccorso, di aiuto. E proseguiamo con la cronaca. A Cosenza, inquirenti vicini alla soluzione del caso, il caffè Bilotti non sarebbe esploso a causa di un ordigno. Sentiamo. Resta solo un cumulo di macerie e il caffè Bilotti non esiste più, distrutto dalle fiamme a Cosenza 3 settimane fa. Era il 18 maggio scorso, 2 gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica di Cosenza. Il caso è chiuso? No. Le indagini avrebbero ricostruito quanto accaduto quel venerdì notte in via Caloprese a distruggere il bar. Non sarebbe stato un ordigno, così come ipotizzato in un primo momento, ma le fiamme, l'esplosione, un imprevisto che ha sorpreso lo stesso attentatore che nella fuga ha perso le chiavi del locale. Tra gli indagati anche il titolare del bar. Su questo non rispondo. Quando concluderemo vi comunicheremo. Poteva essere una strage, il palazzo annerito resta a testimoniare il terrore degli inquilini che difficilmente dimenticheranno la paura di quelle ore infernali. La strada, di solito trafficata e in quell'istante fortuitamente vuota, ha permesso alla città di non contare vittime. Per gli inquirenti esclusa la pista della criminalità organizzata. Vicini alla verità? In questo momento queste indagini non sono chiuse, dovremmo riuscire a chiuderle in tempi ragionevolmente brevi. Adesso vediamo un poco, perché come lei sa gli accertamenti tecnici richiedono dei tempi fisiologicamente non brevissimi.
Sgominata una rete di spaccio a Nicotera, 3 le persone arrestate all'operazione dei carabinieri della compagnia di Tropea. Quello scoperto dai carabinieri della compagnia di Tropea è apparso come un affare di famiglia che fruttava alcune migliaia di euro al mese. All'alba i militari sono entrati in azione dando vita all'operazione Grotta, che ha smantellato un gruppo di spacciatori con base a Nicotera Marina. In manette sono finiti 3 fratelli e un loro cugino. Si tratta di Natale, Giuseppe e Antonio Salvatore Restuccia, rispettivamente di 30, 28 e 20 anni, e di Salvatore Tassone, 23 anni, accusati a vario titolo di detenzione e spaccio di stupefacenti e posti ai domiciliari. Come è spiegato nel corso di una conferenza stampa, l'attività investigativa è stata avviata dopo l'arresto in flagranza di Giuseppe Restuccia ad opera dei carabinieri di Nicotera Marina il 24 settembre del 2016, perché trovato in possesso con 130 grammi di marijuana in auto e altri 160 grammi in casa. L'inchiesta si è sviluppata e si è conclusa nel giro di pochi mesi, sfociando nell'operazione Grotta, dal nome del bar di Nicotera Marina individuato quale centro di smistamento della marijuana. Dalla ricostruzione investigativa compiuta dagli inquirenti è emerso infatti che quello dello spaccio di stupefacenti era un vero e proprio business di famiglia in cui erano parte attiva sia il fratello Natale che il cugino Salvatore Tassone, i quali, secondo le risultanze investigative, gestivano con profitto l'area di spaccio di Nicotera Marina e curavano contatti anche con gli spacciatori della piana di Gioia Tauro. Al centro delle attività di spaccio c'erano la casa dei Restuccia, utilizzata come base logistica dello spaccio stesso, l'auto di Salvatore Restuccia, una Fiat Panda utilizzata per le consegne, ed il bar Grotta Marina di Nicotera Marina, di cui era all'epoca dei fatti titolare Tassone. Durante la perquisizione in casa di Salvatore Tassone sono stati trovati in un foro costruito nella mulo di Recinzione altri 47 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina ed un bilancino di precisione. I soggetti non rappresentano persone affiliate o contigue alle associazioni criminali del territorio e quindi rappresentano dei pregiudicati comuni che comunque sono riusciti ad avere il proprio spazio nel territorio per avere una propria rete di spaccio e quindi la creazione di un vero e proprio business che, visto anche i rapporti di familiarità tra di loro, possiamo proprio definire un business familiare. E arresti per droga anche a Palmi, in manette 2 coniugi. Nascondevano in casa hashish e cannabis suddivise in dosi e probabilmente pronte per essere immesse nel mercato. Per questo 2 persone di Palmi, marito e moglie, sono state arrestate dagli agenti di polizia. Si tratta di Antonio Papasergio, 41 anni, e di Annalisa Spirlì, 44 anni, residenti a Palmi. La polizia di Gioia Tauro, nell'ambito dell'attività di prevenzione dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, ha effettuato una perquisizione nel domicilio dei coniugi Papasergio. Nel corso delle ricerche è stata ritrovata una tavoletta di hashish del peso complessivo di 54 grammi ed altri 4 involucri confezionati separatamente contenenti cannabis, indica e essiccata. Le analisi di laboratorio sulla sostanza trovata, effettuati nei centri della polizia scientifica, hanno confermato la natura di sostanza stupefacente, ragion per cui l'uomo e la donna sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle incombenze operative, come disposto dall'autorità giudiziaria competente, i 2 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. E le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Un 55enne originario della provincia di Cosenza è morto questa mattina a Guado Tadino, in provincia di Perugia. L'uomo era alla guida di una 500 che si è scontrata con una Fiat Panda, a bordo della quale c'erano 2 operai del posto che stavano andando al lavoro. 3 morti il bilancio dell'incidente, sulle cui cause stanno indagando gli agenti della polizia stradale, sul posto i vigili del fuoco. I carabinieri hanno arrestato un imprenditore agricolo ritenuto responsabile di tentato omicidio. L'uomo, al termine di una lite scaturita per futili motivi, sarebbe salito a bordo della sua auto investendo volontariamente un bracciante 50enne di Isola Caporizzuto che è stato trasportato in ospedale. L'imprenditore è stato sottoposto agli arresti domiciliari.
Un veliero dal quale stavano sbarcando alcuni migranti è stato intercettato e fermato a circa 5 miglia a sud di Capo Spartivento, nel Reggino, dagli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che hanno arrestato 2 cittadini di nazionalità greca con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. È stato inaugurato in occasione dell'avvio dei festeggiamenti della Madonna della Montagna il posto di ricezione denunce dei carabinieri dell'area del santuario di Polsi. Il santuario, così prezioso per la fede mariana calabrese e non solo, è detto in una nota dell'Arma, è stato reso ancora più sicuro con l'istituzione di un presidio stabile delle forze dell'ordine. Concluso a Cosenza il progetto Stop alla violenza di genere, scuola, associazioni e istituzioni insieme per sensibilizzare i giovani. Oltre 100 donne in Italia ogni anno vengono uccise da uomini, quasi sempre sono quelli che sostengono di amarle, di accudirle, di proteggerle. A questi femminicidi si aggiungono però violenze quotidiane, fisiche e psicologiche, che spesso sfuggono ai dati, ma che se non fermate in tempo rischiano di fare altre vittime. Sono infatti migliaia le donne molestate, perseguitate, aggredite, picchiate, sfregiate, tante, troppe, e spesso tra le vittime ci sono ragazze giovani o giovanissime, abusate fisicamente e psicologicamente da fidanzati, compagni di scuola, presunti amici. Ed è per questo che bisogna partire dalle scuole per inculcare la cultura del rispetto e della non violenza. Stop alla violenza di genere, dallo stalking al femminicidio, ha portato nelle scuole cosentine e calabresi testimonianze ed esempi per combattere una cultura retrograda. Coscienza civile, cultura della legalità, soprattutto intima convinzione in ciascun cittadino del rispetto degli altri, rispetto della dignità, rispetto della libertà altrui. Bisogna evolversi sotto questo punto di vista, bisogna crederci, e quindi mi rendo conto che poi è difficile a volte tenere a bada le pulsioni, l'impulsività, l'istinto, ma dobbiamo tutti quanti pensare che prima di ogni altra cosa dobbiamo rispettare le donne, i nostri partner, le nostre compagne. Corsi didattici di lettura e storia e alcune esperienze concrete realizzate dagli studenti che hanno permesso un lavoro costante sul tema dello stereotipo e della violenza di genere. La cultura deve essere sviluppata, deve essere radicata, e questo proprio è quello che ci ripromettiamo di fare e che abbiamo fatto con questo ciclo quest'anno di incontri con tutti i ragazzi delle scuole della provincia di Cosenza con il progetto Io non ci sto. I ragazzi credo che debbano essere consapevoli e debbano essere educati, formati al rispetto delle persone in genere e in particolare il rispetto delle donne, e comunque di tutte quelle che sono le persone che sono in condizioni di maggiore vulnerabilità. A Roseto Capospulico adesso per la festa della ciliegia. Roseto Capospulico ha celebrato con 2 intense giornate il suo prodotto d'eccellenza, la ciliegia, diventata ormai un marchio identitario della tradizione enogastronomica di tutto l'Alto Ionio cosentino. Ci siamo accorti che anche in altri paesi vicini, soprattutto lì dove c'è un microclima favorevole, si coltivano ciliegie. Adesso abbiamo l'esigenza evidentemente di costruire meglio questa immagine attrattiva del nostro territorio e di farlo in rete, quindi abbiamo proposto con questo tavolo di esperti questa sera un progetto nuovo, un progetto che possa essere identitario, quindi possa qui costituirsi un consorzio delle ciliegie. Il nostro è un prodotto di nicchia, quindi abbiamo bisogno che venga prodotto, trasformato, elaborato in loco e venga gustato sul nostro posto. Così è un mezzo
tramite il gusto e il cibo di far conoscere il territorio. Da ciò nasce l'idea di allargamento del territorio. Facendo rete, dotandosi di tutti gli strumenti idonei ad aiutare gli agricoltori, ecco, ci si candida a un successo. Roseto Capospúlico in primo luogo, Albidona, ma anche altri territori ancora limitrofi a questo, possono fare la differenza, possono fare massa critica, avere un potenziale produttivo e qualitativo di assoluto interesse. L'Associazione Città delle Ciliegie farà in modo che questa loro produzione, queste loro capacità possano essere messe a disposizione del consumatore finale, che possa degustare e apprezzare un prodotto direttamente dal produttore. Nel corso delle 2 giornate tanti piacevoli momenti musicali e di intrattenimento e gustosissime prelibatezze gastronomiche a base di ciliegia hanno entusiasmato i visitatori. Siamo allo sport, parliamo di calcio. Il Cosenza batte la Samba Redettese grazie alle reti di Mungo e Baclé. I rossoblù sono così in semifinale e mercoledì affronteranno il Sud Tirol. È il presidente Guarascio a scendere in campo per salutare e ringraziare la squadra dopo l'ovazione ricevuta dal pubblico cosentino presente a Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. È appena finita la gara di ritorno dei quarti di finale playoff per la promozione in Serie B e i Lupi hanno battuto per la seconda volta la formazione di Moriero, rimanendo in corsa insieme a Sud Tirol, Siena e Catania per contendersi la finale di Pescara. Il numero 1 della società rossoblù dà il 5 a tutti i componenti dell'organico, nello sguardo dei calciatori e dello staff, la soddisfazione per ciò che è stato fatto finora e la voglia di andare avanti per continuare ad inseguire il sogno promozione. Una gara perfetta, quella disputata da Cosenza, rispetto all'andata, è caduto anche quel quasi che aveva consentito ai marchigiani di segnare il gol del momentaneo pareggio. In un catino stracolmo di passione, l'11 di Braglia non ha avvertito alcuna tensione, alcun timore, sfruttando al meglio il primo varco utile per portarsi in vantaggio. Azione da manuale, imbastita da Auchereche, continuata egregiamente da Tutino e conclusa al meglio da Domenico Mungo, con un tiro bello e velenoso che abbia fatto perina. La Samb ha ingoiato il rospo, faticando a ritrovare la verve che avrebbe dovuto sfoderare per vincere con un Cosenza magistrale. Superata una situazione critica in area silana, non concretizzata da Geronese, gli ospiti hanno tenuto sotto controllo il match, sfiorando il raddoppio con ripetute reazioni in contropiede e concedendo pochissimo, padroni di casa, poco ispirati e tenuti a galla soltanto da Bellomo. Ancora più netta la supremazia del Cosenza nel secondo tempo, un crescendo di azioni e occasioni, preludio al secondo gol costruito da Gennaro Tutino, in fuga verso la porta esteso da Perina, realizzato poi da Alain Baclé dal dischetto. Un lieto fine che ha scatenato la festa dei Lupi, più forti della Samb e meritatamente in semifinale, una doppia sfida con il Sud Tirol, mercoledì a Bolzano e domenica in Ummarulla, pieno come nelle migliori occasioni. La squadra ha fatto la prestazione che doveva fare, perché se vuoi vincere su questo campo devi giocare così, devi essere tosto così, perché loro sono una squadra tosta con un grande pubblico, come ce l'abbiamo noi ce l'hanno loro. Perciò noi dobbiamo essere felici di più, perché hanno buttato fuori una grande squadra secondo me. Bisogna gestire le energie, bisogna cercare di recuperare il più possibile, loro hanno anche 2 ore di più di noi di recupero, perché poi a questi livelli dopo inizia a contare tutto. Loro hanno giocato alle 6, noi si è giocato 2 ore e mezzo dopo. Non ci sta da viaggiare, loro ci aspettano là e loro sono una squadra forte, se no non arrivi secondo in questo girone. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'inizio di settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, con temperatura al di sopra delle medie del periodo, per la presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana, che sta interessando la nostra regione ormai da diversi giorni. Nel corso delle prossime ore, con l'arrivo di una moderata perturbazione sul nord Italia, avremo un lieve peggioramento sulla Calabria, che però causerà solo innocue momentanee o parziali coperture, per il passaggio in nubi alte e stratiformi. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì cielo sereno poco nuvoloso ovunque.
corso della giornata momentanee o parziali coperture a causa del passaggio di nubi alte e stratificate, senza fenomeni degni di nota. Temperature in leggero calo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Martedì, poco mosso il Mar Tirreno con venti deboli dai quadranti occidentali, poco mosso il Mar Ionio con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.